Le cose sono nate ancora prima di 60 anni. Quando avevo 13 anni ho cominciato a fare il lavoro. Anni là non c'era tante cose è sempre da raccontare perché da allora a oggi il mondo è... Uno non capirebbe neanche, come quando qualcuno ti dice a te una volta è questo qua, che non c'era poco per non dire niente, e quindi si è iniziato a lavorare in una piccola azienda artigianale per poi crescere e andare a fare anche l'emigrante. Io ho fatto un paio di anni di emigrante, quindi... Ma all'epoca non conoscevano le capacità industriali italiane? Ma non ce n'era neanche cosa, sai. Eravamo vero tutta la nostra zona qua, persone all'estero ce n'erano tantissime perché tutti i ragazzi di buona volontà andavano Francia, Svizzera e i paesi che ci circondano perché erano quelli che facevano un percorso, portavano a casa tante cose, venendo a casa, ecco questo un po'. E dopo si è cominciato a lavorare, una cosina, l'altra, tutte queste piccole cose sono fatte per avere un apprendimento, per portarsele dietro se uno ha voglia, se le porta dietro e poi si tirano, si mettono a parte e dopo si tirano fuori. E adesso vede in qualche giovane la stessa grinta che magari... Il mondo è sempre uguale, non cambia niente, sai, perché se devo dire sia l'azienda qua che l'azienda Eclisse che ho dall'altra parte, ho tutte delle brave persone, non posso dire nient'altro di più. Quindi si ritiene soddisfatto comunque? Soddisfattissimo. Beh, una grande emozione, soprattutto perché è da qualche mese che ci lavoriamo, in questi giorni siamo stati molto presi. È un traguardo, ma è anche un voler far vedere, mostrare che l'azienda comunque è sempre in continuo rinnovo, migliorandosi e ponendosi degli obiettivi importanti. Quindi compiamo 60 anni, ma comunque l'azienda continua con una nuova generazione, con tanti altri progetti molto importanti ed è anche motivo per mostrarli, far presente ai nostri clienti quello che stiamo facendo. Ecco, in 60 anni che cosa si sente di dire che possa aver cambiato l'azienda negli anni? C'è stata un'evoluzione naturale del mercato, ma noi stessi ci siamo evoluti e rinnovati, per cui nel giro di 2 o 3 anni abbiamo triplicato lo spazio produttivo, ponendoci degli obiettivi che noi abbiamo chiamato De Favori al cubo, che sono il triplicare lo spazio produttivo, gli uffici, ma anche la volontà, l'impegno di triplicare il fatturato, di triplicare le risorse vendite, e quindi per dirti, se ci vogliamo parlare di giovani, noi stiamo negli ultimi 2 anni, le assunzioni mediamente sono di ragazzi che vanno dai 20 ai 25 anni, quindi stiamo puntando sui giovani proprio per questo. E la risposta dei giovani qual è? Hanno voglia di apprendere, di fare carriera in questo settore? Sì, la voglia c'è, secondo me c'è la voglia e hanno bisogno di essere molto valorizzati e considerati. Quindi nel momento che tu consideri la persona per quello che è, per la sua unicità, dà il meglio e dà il meglio per l'azienda, quindi cresce lui ma cresce anche l'azienda ed è quello che è il nostro impegno, anche questo. Allora, il dialogo con l'internazionale è molto importante anche da realtà territoriali che comunque si basano molto sul territorio, ma che poi riescono a parlare anche con il mondo. Qual è la vostra esperienza in questi 60 anni? Beh, la garanzia sono 60 anni di storia e io credo che si può acquistare tutto questo mondo tranne che gli anni di storia. Allora, la nostra esperienza è soprattutto legata agli ultimi anni perché il prodotto monoblocco controtelaio è un prodotto tipicamente italiano che però in quella che può essere un po' definita la parte del serramento, ovvero la nazione da cui abbiamo importato quasi tutta la tecnologia nel mondo dell'infisso, che mi riferisco alla Germania, sta iniziando a capire che l'utilizzo del monoblocco e del controtelaio aiutano e semplificano le fasi e anche
consentono di fare una più corretta e più performante posa dell'infisso e di tutto il pacchetto dell'edificio. Quindi in realtà noi ci stiamo affacciando ad alcuni nuovi paesi che si stanno approcciando a questo mondo, ne cito alcuni, può essere la Spagna piuttosto che la Francia o ad esempio la stessa Germania. Dunque dopo 2 anni di Covid ci troviamo comunque qui a festeggiare 60 anni di un'azienda, non molla un colpo questo territorio? Assolutamente no, e l'ho dimostrato in tutti questi mesi durissimi che abbiamo passato e che abbiamo alle spalle e abbiamo visto la vitalità delle nostre aziende. È particolarmente bello essere qui oggi perché questa è un'azienda storica del nostro territorio, è un'azienda che vede una famiglia, la famiglia De Faveri, impegnata da sempre non solo sul lavoro ma anche sul sociale, sullo sport, una famiglia che ha veramente sostenuto il nostro territorio in tutti questi anni e per questo è proprio bello essere qui, è bello venire a festeggiare il signor Luigi e la signora Gabriella. De Faveri è una bellissima realtà, è una realtà che è radicata sul territorio da moltissimo tempo, infatti il 60° lo festeggiano appunto per questo motivo. È una realtà che si lega fortemente al territorio per molti aspetti, sia perché occupa persone del luogo, persone del territorio, ma anche perché è partecipe alla vita sociale del territorio. De Faveri non ha mai guardato solo all'aspetto lavorativo, ma ha guardato anche al suo inserimento sotto molti aspetti nell'ambito territoriale nostro, sia da un punto di vista appunto sociale sia da un punto di vista etico, quindi è una fortuna avere una realtà come questa nel nostro piccolo comune. Per noi mi sento di dire un vanto avere questa fortuna di avere una realtà così che anche in questi tempi insomma va avanti, migliora e ha le prospettive per un futuro sempre più roseo.